Lei è Melissa Arnone, studentessa del quinto anno dell'Istituto Remondini di Bassano. Lo scorso 26 dicembre è diventata mamma e tra paure e incertezze ha deciso di proseguire il suo percorso scolastico con accanto suo padre, il nonno del bimbo, le sorelle, la mamma, una classe intera e tutti i professori e le professoresse che le sono stati vicino in tutto e per tutto. Subito avevo paura della reazione dei compagni inizialmente perché non eravamo mai stati una classe molto unita e invece quando hanno saputo che ero incinta e tutto abbiamo cominciato tutti ad unirci molto tra di noi e a cercare proprio il supporto e quell'amicizia che non avevo mai avuto in 4 anni di scuola. I primi mesi ha frequentato con le dovute accortezze le lezioni, ottenendo tra l'altro una media altissima. Durante le vacanze di Natale il piccolo è nato e lei si è presentata regolarmente in classe il giorno della ripresa delle lezioni. La preside mi ha dato carta bianca perché appunto avendo una media molto alta mi ha detto che non avrebbe fatto in nessun modo che io perdessi l'anno. Decisi di frequentare così in presenza, soprattutto i giorni delle verifiche, interrogazioni, simulazioni, delle presentazioni importanti e il resto stavo in DAD. Con sempre il suo piccolo con sé. Ha cominciato a stare in braccio con tutti i professori durante le lezioni, a fare lezioni con i professori, a stare per terra su un tappettone che era stato dato dalla scuola a giocare, a dormire. E adesso tu stai affrontando l'esame di maturità. Mi sono presentata a scuola con Teo e con mio papà. Prove scritte fatte con il bambino che Melissa ha allattato quando necessario e adesso tocca all'orale in programma martedì prossimo e assieme a lei ci sarà sempre il bimbo in braccio. Di certo per questa giovane donna un concentrato di emozioni che non si sarebbe mai aspettata. Mai mi sarei aspettata una roba del genere, cioè sono un insieme di cose totalmente diverse messe insieme e una più complicata di quell'altra. È stato tutto un insieme molto, cioè c'è stata tanta felicità. Superata la maturità, Melissa pensa già al suo futuro. E non mi fermo, io sono già entrata al corso OS e adesso in settembre ho la missione per l'università, sempre in scienze della formazione e dell'educazione e non mi fermo, no, io ho il mio obiettivo di aprire un asilo nido e di andare a lavorare, quindi... Tu sei l'esempio proprio che la famiglia è fatta dalle persone che amano un bambino, al di là del sesso, al di là di tutto. Io anche all'interno della scuola c'erano tantissimi professori che tra farsi chiamare nonne, farsi chiamare zie, aveva una famiglia anche là dentro lui, la famiglia era proprio quello per noi. Cioè aveva l'amore di tutti, aveva le coccole, stava bene, era felice. E approfitta per lanciare un messaggio a tutte le persone. Una cosa che consiglio a tutti, indipendentemente dall'età, è di non arrendersi mai davanti a nulla, anche davanti a una cosa che può cambiarti la vita, non arrendersi ma cercare subito una soluzione e affrontarla, perché in un modo o nell'altro le cose avvengono e bisogna trovare subito il modo per riuscire ad affrontarle e a viversele.